Io oggi firmo un'ordinanza. Nell'ordinanza tocchiamo misure di prevenzione connesse alla ripresa delle attività scolastiche in presenza. Un'ordinanza che introduce un protocollo operativo per la gestione di un caso di positività nelle aule scolastiche e che prevede come primo passo la compilazione da parte dei genitori di un modulo di autorizzazione per permettere ai sanitari di effettuare il tampone rapido direttamente in classe. Noi entriamo con il personale qualificato, nel momento in cui c'è un positivo, cosa succede? Succede che si va lì in classe a fare la campagna di test rapidi. Il protocollo prevede nuove linee guida in caso di una positività, Che prevedono che non si va più in isolamento fiduciario di 14 giorni di tutta la classe, ma bensì a tampone negativo si continua ad andare in classe. Le linee guida prevedono una distinzione tra fasce d'età. Per i più piccoli, fino ai 6 anni, in caso di una positività, tutta la classe verrà sottoposta a tampone e messa in quarantena. Dalla seconda elementare in su, invece, verrà fatta una valutazione delle misure di sicurezza adottate dalla scuola e nel caso i compagni di uno studente positivo risultino al tampone tutti negativi, potranno continuare le lezioni in presenza, ma con delle accortezze. Mantengono anche in condizione statica la mascherina, quindi mentre seguono la lezione. 2. Vengono evitate tutte quelle attività che possono essere in comune. Precauzioni che andranno adottate anche al di fuori dell'ambiente scolastico. Nei 14 giorni successivi i genitori dovranno segnalare sintomi sospetti, i ragazzi dovranno misurare la temperatura che dovrà essere poi registrata dall'insegnante, non potranno frequentare palestre, piscine o feste. Nell'ordinanza si chiarisce poi che il genitore di un bambino contatto di un positivo non dovrà rimanere in quarantena. Altro importante aspetto introdotto dal nuovo provvedimento regionale riguarda la riammissione in classe in caso di assenza di uno studente non sospetto Covid. Abbiamo cercato di togliere dalle scatole tutti questi certificati che giravano, che accompagnavano questi ragazzi per uscire, stare a casa, tornare a scuola. Il soggetto col semplice raffreddore, non accompagnato da febbre, senza vomito, senza diarrea, non ha bisogno di stare a casa, quindi il naso che cola da solo non ha bisogno di stare a casa, o perlomeno se ha bisogno di stare a casa non deve essere considerato un sospetto Covid, quindi rientra a scuola solo con la giustificazione. Abbiamo eliminato il discorso dell'autodichiarazione. L'ordinanza in vigore da domani, con i tempi tecnici necessari però per attuare i vari provvedimenti, prevede anche il coinvolgimento dei medici di base. Diamo gratuitamente I test rapidi a tutti i medici, pediatri di base, medici di base, che vogliono far parte della squadra. Misure che arrivano in un momento in cui la curva dell'epidemia torna a salire. da lunedì iniziano tutte le mattine le riunioni che facevamo durante il Covid del coordinamento nazionale con il dottor Borrelli. E su una eventuale reintroduzione dell'obbligo della mascherina all'aperto, il governatore dice: Non escludo che si possa passare anche a una fase successiva. Ad oggi no.